Eccoci insieme, ben ritornati cari telespettatori, buona giornata e parliamo quest'oggi della tutela del lavoro sotto diversi profili, quindi tutela delle aziende, del nostro territorio, di piccoli imprenditori, quindi tantissimi artigiani che fanno produttività, l'hanno sempre fatta, hanno costituito una parte importantissima per quel che riguarda il rilancio della nostra regione e adesso hanno terribili difficoltà, dovute a che cosa? Una serie di fattori che adesso andremo ad analizzare, anche se molti di voi che si occupano di questo ben li conoscono. Sono un po' la piaga del nostro paese, non soltanto del nord-est produttivo. E vediamo di affrontare due capitoli importantissimi. Da un lato il settore moda e il problema che ha con la tutela del famoso Made in Italy che non vede per il momento alcun tipo di risoluzione. Cosa comporta questo? Lo sappiamo benissimo, una competitività pazzesca nei confronti di altre realtà che producono in modo diverso e soprattutto con dei costi completamente diversi. Poi parleremo anche della tartassata che coinvolge tantissimi cittadini privati, ma anche come privati e come attività produttive, l'IMU, anche gli artigiani che magari hanno una piccola attività produttiva, un capannone o quant'altro, e vedremo che tipo di mazzata hanno preso anche loro e dove va a cadere poi questa di conseguenza, perché se dobbiamo cercare di contenere anche il costo dei prodotti alla base è difficile farlo quando le tasse erodono tutto. Ma poi parliamo anche di un altro settore importantissimo e strategico di cui abbiamo fatto ancora cenno la settimana scorsa ed è sorta una querela, avevamo un consigliere regionale in studio, ovvero del sistema trasporti. Che cosa sta succedendo e perché sono a rischio tanti posti di lavoro lo vediamo insieme sempre con i nostri ospiti che vi presento subito. A questo proposito Mauro Beckerle, presidente Bus Operator Confartigianato, ben arrivato qui con noi. Grazie. Quindi abbiamo quella parte che voi lamentavate che non era presente, adesso c'è qui in studio per dire la sua, e Gianluca Fascina, presidente Federazione Moda, sempre di Confartigianato del Veneto. Grazie anche a lei. Allora, incominciamo questa volta dal discorso dei bus operator che hanno reclamato appunto la vostra presenza. Avevamo un consigliere regionale che parlava della questione, tagli, sistema che non funziona e tanta competizione però poca competitività. Qual è la situazione attuale? Sono due settori di attività, uno è il trasporto pubblico che sappiamo versa in disastrose situazioni dal punto di vista della qualità dei servizi, dal punto di vista dei costi, dal punto di vista della gestione, soprattutto della mancanza di mercato. Per questa mancanza la Comunità Europea già da 12-13 anni ci dà delle multe salatissime perché l'Italia è ancora l'unico Stato membro che non si è aperta ai bandi di gara per dare in gestione i servizi pubblici del trasporto locale e quindi questo è un problema molto annoso e che non si vede possa avere a breve anche soluzione, sempre per una questione politica chiaramente, o per una visione politica dell'economia o magari il tutto sotto la spinta di interessi di parte che sono fin troppo evidenti. L'altro settore del trasporto invece riguarda il noleggio, cioè quello che possiamo definire la gita, che va dai servizi di navetta all'aeroporto o ai viaggi di turismo o tutti quegli altri servizi che sono detti a noleggio. E qui è un settore dove le aziende artigiane sono preeminenti, sono quelle che fanno la parte del leone e che oggi appunto hanno nuovi problemi dovuti a una legislazione regionale. Quali sono i problemi che hanno? Perché non tutti li conoscono, anzi. Sì, abbiamo dibattuto già l'anno scorso, proprio in questa sede, anche questa problematica. La Regione, sulla base di una legge quadro nazionale, ha legiferato, fra l'altro unica in questa premiership, in questa forma di zelo, è l'unica regione in Italia, ha deliberato fra le altre cose un riordino generale che ci poteva anche stare e con il quale siamo stati un po' tutti d'accordo, anche i rappresentanti degli operatori, quindi gli rappresentanti di categoria, ma ha introdotto una norma capestro, cioè un concetto di anzianità del veicolo. Cioè praticamente, per farla breve, 15 anni dovete buttare via il veicolo. Dopo 15 anni il veicolo non è più utilizzabile. Allora è una questione di sicurezza? Evidentemente no, mi sembra che sia assolutamente
improponibile una questione del genere, perché comunque gli autobus subiscono una revisione annuale che fa direttamente la motorizzazione, non può essere delegata fra l'altro neanche a officine private, la fanno gli ingegneri della motorizzazione, che è un ente statale che quindi dà tutte le garanzie. Perché 15 anni? Ma bisognerebbe capire ai grandi pensatori o burocrati o politici che si sono inventati questa norma. A me viene il sospetto che ci possono essere anche lì interessi poco trasparenti oppure semplicemente ignoranza del settore, tante volte che magari il consigliere regionale non sa neanche cos'è un autobus e poi si trova a votare una legge. Oppure una cosa più plausibile e anche più grave nello stesso tempo, dopo lotte durate anni per liberalizzare il mercato finalmente, cioè non più una licenza per ogni veicolo, ma una licenza aziendale, poi ogni azienda si sviluppa come vuole. Si vuole rimangiare questa liberalizzazione introducendo una norma che mette in difficoltà, riduce le imprese. Ecco, questo delle ridurre le imprese, di sì. accorparle, sì, è un progetto ben palese, però Certo. questo comporta che comunque ci sarebbero delle perdite importanti di posti di perché se lavoro. un'azienda ha, poniamo, 10 veicoli, ne deve buttare via 5 perché comunque tutte le nostre aziende nel Veneto abbiamo fatto una verifica con i numeri, mediamente un 40% dei veicoli in possesso adesso sono fuori dai 15 anni e comunque sono perfettamente funzionanti, i clienti li chiedono, non c'è nessun problema, anche perché sono diversi livelli di servizi, di qualità. Vado a fare una discoteca, non posso andare con un autobus nuovo che mi costa 300.000 euro, una partita di calcio è lo stesso. Quindi vuol dire, se il mercato assorbe questo tipo di veicolo vuol dire che serve. Invece ecco, ci viene detto no, non dovete più usarlo, dovete buttarlo perché... Ecco, quello volevo chiedere, ma ci sono delle regioni limitrofe dove la legislazione è diversa e che... Dicevo prima che siamo stati i primi della classe, come molte altre cose, facendoci del male da soli, pensando di essere in dialetto in meglio. Cioè, e invece se l'hanno preso per il naso. Ecco. Un attimo solo, c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Roberto, telefono da Padova. Prego, signor Roberto, dica. Buongiorno, saluto anche i suoi ospiti. Grazie. Faccio una piccola premessa. Ma in Italia trasporti, cioè Moretti è il manager più pagato del mondo e abbiamo le ferrovie più sfasciate del mondo. A me capita in moto delle volte, mi passa davanti qualche corriera e capisco che l'Ilva o la corriera la stessa cosa, cioè voglio dire devo subire una violenza di gasolio incombusto, guardo quella corriera e dico ma perché mi devo prendere il tumore? Perché quello con la corriera deve avere la pompa chiusa alla revisione, poi esce dalla revisione e se la apre. Cioè, voglio dire, non capisco perché una persona che gira per strada deve subire, cioè, la civiltà che cos'è? Andiamo su Marte e abbiamo le corriere di 20 anni che girano per le strade. Poi vedo sul giornale Toscani con sto viso che sembrerebbe proprio, a me proprio non è tanto simpatico. Democrazia cristiana, trombati della politica e poi sono presidenti, consiglieri, questo e quest'altro. Poi, ma voglio dire, ma voi ve lo vedete in Germania una corriera di 20 anni? Ve lo vedete in Germania un autista che telefona e che corre a 80 all'ora magari su vie del centro storico? Cioè qui in Italia noi abbiamo, con le parole diciamo tutto il contrario di tutto. Certo, la liberalizzazione, ma la liberalizzazione in un senso di civiltà, non in un senso di Burundi. Buona giornata. Grazie del suo intervento. Cosa vuole rispondere? Lo dico perfetto, ha fatto un'osservazione più che giusta. C'è un piccolo particolare da dire, che magari non ha guardato di chi era quell'autobus che fumava come l'Ilva di Taranto, magari erano di quegli autobus che comunque non rientrano nella legge, cioè gli autobus di proprietà degli enti pubblici, comuni, province, regione. Ecco perché questa legge non vale per i mezzi vale pubblici. solo per gli autobus dei privati per fare il noleggio, gli altri non sono dentro, quindi se il comune di Padova ha degli autobus che hanno 30 anni va benissimo, non c'è nessun problema, li può tenere fino a 60 anni. La regione Veneto lo stesso, gli abbiamo detto all'assessore regionale dei trasporti, dico faccia la norma uguale per tutti, allora ci stiamo subito. Cominci lei con i suoi autobus, che sono 3.000 invece dei 600 nostri, ma evidentemente no, il nostro inquina e il loro no, a parte che comunque, ripeto,
passano la revisione i nostri regolarmente, e compreso la prova fumi. Quindi voglio dire, può esserci il caso, ma credo che quelli che fumano sono altri e non i nostri. E comunque la Germania ha autobus ben più vecchi dei nostri. Non solo, ma per inciso, nemmeno gli aerei, che credo hanno qualche rischio in più, hanno un limite di età. Avranno un limite non di... lo so No, non ce assolutamente. l'hanno. Non ce l'hanno, io viaggio in aereo, vedo degli aerei MD-80, aerei perfetti che hanno 40 anni, 35, 30. Purché abbiano fatto le loro revisioni regolari, viaggiano e sono certamente più pericolosi e anche più inquinanti eventualmente di un autobus. Questo è un aspetto abbastanza, Logico, logico, cruciale. Comunque la questione è soprattutto che qua sono in discussione posti di lavoro, in un periodo in cui non sarebbe il caso che questo venisse, anzi dovrebbe essere tutelato e non messo in discussione assolutamente. Altra messa in discussione di posti di lavoro, qui è anche altrettanto tragica la situazione, è per questo settore moda che già sta subendo quel che sta subendo, perché poi se parliamo anche del pronto moda, la vendita al dettaglio eccetera, il catafascio, lo sfacelo. In più vi trovate come settore artigiano a non avere una tutela che potrebbe essere veramente importante per un rilancio. Questo è il là che le do. Riflettiamo su questo, poi torniamo sull'argomento, lo approfondiamo insieme al nostro ospite, poi se dovete fare delle osservazioni, delle domande approfittatene, andiamo in pubblicità pochi secondi. Allora, settore moda, concorrenza e non solo, Made in Italy, qual è la situazione attuale? La situazione è molto critica perché il settore moda per il Veneto, per l'Italia, è il nostro petrolio. Il nostro petrolio che però sta in qualche modo finendo perché sia a livello nazionale che anche comunitario non viene tutelato. Il famoso Made in Italy non c'è una vera legge che possa tutelarlo veramente nei confronti dei consumatori sia italiani che all'estero. In generale poi il Made in Italy non ha avuto... Made in Italy, non solo nella moda naturalmente, ma anche settori trasversali. Quella era la forza su cui molti auspicavano per il nostro paese, no? Perché c'era una garanzia di... Dopo per carità c'erano le contraffazioni, però da sgominare, però insomma era un elemento di forza. Cosa è successo? Cosa è successo? Che essendo l'Italia fa parte dell'Europa deve sottostare a delle leggi comunitarie. La legge che evidenziava, aiutava il Made in Italy non è passata al Parlamento europeo. Su lobby fatta da paesi del nord Europa che non sono certo favorevoli a una libera circolazione delle merci italiane. Sono più orientate al commercio, mentre noi altri stati tipo la Spagna e la Francia che sono più orientati per la produzione interna non abbiamo avuto modo di tutelare e evidenziare il nostro Made in. Ci stiamo riprovando a far venire fuori questo petrolio che abbiamo e specialmente nel Veneto non siamo riusciti a istituire un tavolo di concertazione della moda assieme agli industriali, i commercianti e anche i sindacati hanno sottoscritto questo protocollo di intenti per fare un tavolo di lavoro comune a difesa del Made in Italy. Ecco, quindi il rischio sostanziale quale viene ad essere? Spieghiamolo per non addetti ai lavori. Il rischio sostanziale è che arrivino, come succede ahimè tutti i giorni... in modo lecito, quindi tranquillissimo. Lecito, capi fatti non in Italia ma all'estero a costi nettamente inferiori che vengono spacciati come prodotti Made in Italy. Made in Italy non hanno niente. Con rischi anche per la salute, abbiamo avuto un sacco di casi esatto. di dermatiti da contatto, specialmente sugli abbigliamenti da bambini piccoli, per capi, tinti, prodotti con tessuti che non si sapeva la provenienza, prodotti naturalmente fatti in Cina o paesi limitrofi. Perfetto, però c'è una normativa europea per la quale certi prodotti non dovrebbero neanche entrare. Ci dovrebbe essere un controllo? Sì, ci dovrebbe essere un controllo, ma non è così accurato. Quindi a questo punto l'etichetta, la famosa etichetta o che diceva Made in Italy non avrebbe più nessun tipo di senso
cioè non darebbe garanzia che il prodotto fosse veramente fatto con in Italia e con materiale italiano. No, l'etichetta Made in Italy, se questa legge passasse... Ma non è passata. Non è passata, ma ci stiamo ancora lavorando, stiamo battagliando, stiamo facendo massa critica perché questo provvedimento tuteli veramente il Made in Italy, ma non è solo l'abbigliamento, ma anche i prodotti enogastronomici, il legno, la meccanica, cioè tutto quello che l'Italia e il Veneto riesce a produrre e esportare all'estero. A questo punto qual è lo step successivo, qual è l'altro passaggio che dovrete fare? Lo step è... Siamo sempre in Europa qui. Siamo sempre in Europa, continuare a fare massa critica nei confronti del Parlamento europeo. Come Confartigianato ci stiamo muovendo cercando di far agire i politici veneti presenti al Parlamento europeo. Come artigiani e come produttori della moda ci stiamo muovendo per far massa critica per ottenere un risultato. Ma forse questo è un interesse oltre che Veneto, io direi a livello nazionale, che sicuramente potrebbe a livello nazionale. Diciamo che il tavolo della moda è il primo nato in Italia e ci auguriamo che la cosa si estenda a macchia d'olio anche nelle altre regioni che producono moda a livello veneto. L'altro problemino qual è? L'altro problemino è la concorrenza sleale. Tantissime produzioni, ahimè, vengono fatte qui in Italia da laboratori cinesi, chiamiamolo col loro nome, a costi decisamente inferiori, però senza nessun rispetto delle regole, dei doveri, senza versamento di contributi, di tasse, di IVA, di quant'altro. Ci sono state delle denunce comunque. Ci sono state numerose denunce, ci sono stati controlli, abbiamo incontrato tutti i prefetti di tutte le province del Veneto, il lavoro è stato fatto, continua a essere svolto dalle forze dell'ordine, però la massa è talmente alta di laboratori cinesi che chiudono da una parte, a distanza di 3-4 giorni lo riaprono in un altro paese, un'altra provincia. A questo punto perché è messa in discussione anche l'occupazione di molte persone? Qual è il quid? Il quid semplicemente c'è un grosso calo dei consumi. Si vende molto meno e a prezzi più bassi. E a prezzi più bassi la gente si rivolge a prezzo all'articolo che ha un costo molto inferiore, senza guardare esattamente dove viene fatto il capo, a discapito della produzione italiana. Ma qui la tutela come potrebbe essere attuata? Che tipo di ulteriore elemento viene a mancare? Se i controlli non sono sufficienti, perché questi chiudono da una parte, aprono dall'altra, sguisciano da tutte le parti possibili. Bisognerebbe che la merce che viene sequestrata non venisse data indietro, non venisse dopo pochi giorni i macchinari fossero dissequestrati, bisognerebbe che fossero requisiti. Perché questo avviene, oppure vengono messi i sigilli, certi laboratori, a distanza di 3-4 giorni, se la Guardia di Finanza torna non trovano più niente, perché i cinesi hanno liberato tutto e hanno portato dall'altra parte, cosa che un italiano non farebbe mai, mentre i laboratori cinesi hanno questo vizietto di eludere la legge in questo modo. Poi c'è il rischio che si creino anche dei sistemi di autotutela, no? La giustizia fai da te, questo è il rischio. Non arriviamo a questi livelli assolutamente, no. L'italiano e il veneto è una persona che crede nel proprio lavoro e che deve smettere però di piangere, anche perché noi continuiamo a piangere e i cinesi fanno i fazzoletti per asciugarsi le lacrime e basta. Dobbiamo fare squadra, massa critica e voltare veramente pagina e tirare avanti questo nord-est che per me non è finito, assolutamente. Dobbiamo crederci e battere i pugni sulla tavola veramente. Cosa dice a questo riguardo? Sì. Bisogna lottare, è evidente, però qualcosa deve cambiare anche nel sistema complessivo della gestione della collettività, cioè dello Stato, della Regione, degli enti. Innanzitutto credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un problema di burocrazia che sta stritolando lo Stato stesso, che naturalmente si crea da sé dei costi, come appunto la burocrazia, e le aziende che la subiscono. Ormai sembrano le favolette che raccontavamo ai nostri bambini, no? Ma si va in Germania 3 giorni alla licenza edilizia senza bisogno di niente. Non solo in Germania, anche in altre parti del mondo. Germania, tanto per dire, insomma, un'autocertificazione, eccetera, così per instaurare un rapporto di lavoro, così per qualsiasi altra cosa. Invece noi ci troviamo a dover sottostare a norme assolutamente, per certi aspetti anche giuste, ma secondo me abbiamo esagerato, sempre con lo spirito di essere i primi della classe, che invece ci facciamo del male.
Ma allo stato attuale, con le prospettive che poi si possono intravedere, che ci possono essere anche di governo eccetera, non è che si profilino grandi lumi di cambiamento, o se poi non si sono visti fino adesso possiamo immaginare anche in futuro? C'è stato un venticello, anzi una piccola brezza qualche anno fa, ricordiamo il buon Bersani che aveva fatto il decreto così di semplificazione eccetera, ma da questo punto di vista vediamo che le norme sono sempre più complesse, più complicate, corsi per la formazione, la sicurezza. Adesso noi per esempio dobbiamo fare il rinnovo della patente professionale, no, dobbiamo fare un corso di 35 ore, 35 ore, voglio dire, adesso non è per... ma credo che alla mia età ormai, a parte che io normalmente non faccio materialmente l'autista, però voglio dire, vado a fare un corso, cioè cosa devo imparare di nuovo? Il codice della strada, usare le rotonde o le corsie dell'autostrada, che sarebbe bene farlo agli italiani in generale, come si fa ad usare le corsie, però questo è un piccolo esempio, ma quindi tutta una serie di adempimenti, di storie che diventano assolutamente pesanti anche dal punto di vista economico. E poi rispetto al problema altro che mi pare si va sempre più appesantendo l'aspetto fiscale, insomma. E questo è un altro punto, adesso vogliamo di approfondirlo. È un'altra esatto. pagina dolorosa, attuale, in una crisi generale, diceva anche il collega, della contrazione dei consumi, perché evidentemente si deve fare il conticino e arrivare al 30 del mese, non aver esaurito la cassa al 14 o al 17, quindi evidentemente si tenta di risparmiare su tutto e questo automaticamente porta crisi. Infatti, costo della manodopera, costo del lavoro proprio in senso stretto altissimo, detassazioni che non sono state previste, non sono neanche, oddio, alcuni le preannunciano però poi di fatto non succede, e a fronte poi comunque di prelievi fiscali importanti, l'IMU una di queste. Sì, non è tanto il costo del lavoro, perché il personale se fa il suo lavoro si merita pienamente lo ma infatti però c'è una tassazione su tutte le attestazioni aggiuntive che ogni giorno c'è. Cioè un lavoratore costa all'azienda più della metà, più del doppio di quello che riceve. Ogni giorno normalmente c'è una scadenza, l'IMU poi che proprio scade oggi. Aumenti allucinanti. Nel mio piccolo ho pagato il 194% in più rispetto 194% in più. Cose allucinanti. Per che cosa? Per un capannone artigianale. Che vuol dire, se ci aggiriamo su che cifre, giusto per far capire? Circa 700 euro. 700 euro. Più, vabbè, dopo i beni personali. Io ho pagato 4.000 euro al posto di 1.200 dici. 4.000. Per un garage, attenzione, perché fra l'altro un autobus è anche grossino, più di una piccola macchina, quindi gli autobus occupano tanto posto, ma non è che un garage produca, renda. Sì, vabbè, metto dentro gli autobus perché non marciscano, perché durano di più, è chiaro, però voglio dire, 4.000 euro per un capannone di 500 metri quadri, dove ci sono dentro appena 8 autobus, voglio dire, non solo, ma non dimentichiamo mai l'aspetto che i 4.000 euro che io ho pagato di IMU me li trovo nel reddito, è come se fossi andato in ferie a Cuba, alle Maldive, alle Seychelles, perché sui 4.000 euro poi vado a pagare un altro 60% di tasse, di IRPEF e di INPS. Questo? Perché è reddito. Non è deducibile, non è detraibile, risulta il reddito che io mi sono messo in tasca e che ho goduto io e la famiglia, come se l'avessi, cosa assolutamente, non parliamo di Costituzione, ma insomma mi sembra vergognoso. Ecco, però mutando un po', immaginando che quello che possono pensare i cittadini, ma se voi rappresentanti verticistici delle associazioni di categoria lamentate questo, lo osservate, lo rilevate per i vostri iscritti, questi soci, che azioni pensate di fare? Cioè di subire, perché poi i cittadini le subiscono ugualmente, e sperare oppure perché questa cosa tutto sommato ci sta nel gioco delle cose, oppure di fare qualche azione diversa? Perché altrimenti non parliamo più, diciamo, posti di lavoro, l'azione sarebbe solo quella elettorale, in realtà l'unica teorica, arma che ci resta sarebbe quella del voto, il nostro voto, ma abbiamo visto cosa abbiamo le prospettive, appunto, esatto. No, non solo, ma in questi mesi cosa abbiamo fatto? Sempre noi più bravi degli altri, ci siamo inventati il governo tecnico che ci ha fatto questi bei regali, sostenuto addirittura da alcuni dei partiti. E viene ripresentato comunque. E noi come andiamo a rivotarli certo, il Monti di turno. Si è fatto casino con revisioni obbligatorie, bollini a raffica solo per fare skei, e poi girano vecchie tipo e uno che vanno a catrame. Esatto, sì, questo è anche vero. Questo è un altro degli aspetti, delle incongruenze, perché presto si fa fare delle grandi filosofie sull'inquinamento, che adesso è diventato il cavallo di battaglia di chiunque.
Quando non sai cosa deve andare, parliamo di inquinamento, risolviamo l'inquinamento, il mondo, il verde, perfino il Papa si è interessato del mondo, giustamente, perché comunque è un valore nostro, però bisogna operare la testa. Ci vuole il buon senso. Infatti. Ci vuole il buon senso. Voi come sezione moda che cosa ipotizzate? Comunque, al di là di sì, il voto può essere una soluzione, però non vedo prospettive interessanti perché comunque... Appunto. È inutile solo ridere, però... Non ci resta che la rivoluzione allora. No, è qualcosa, qualche azione che magari la categoria può intraprendere, può fare, leva su qualche cosa, su qualche aspetto, perché effettivamente altrimenti non sembra che poi ci sia neanche dialogo tra le associazioni di categoria anche a livelli molto alti, industriali e quant'altro, con le forze di governo o sindacati. È un passo in avanti notevole, veramente. Cioè, primo caso italiano di un tavolo di concertazione che quindi fa è questo tavolo positivo, di concertazione, positivo esatto. per il futuro. Personalmente credo che al di là del suggerimento che dava il collega del voto politico, ma ahimè entriamo su anche un'altra questione, come artigiani dovremmo avere il coraggio di andare tutti in piazza, bloccare veramente l'Italia. Ma questo solo poche categorie sono riuscite a farlo. Ma allora fondamentalmente, qua io sto vedendo anche che il tavolo si occuperà di questioni trasversali con il rafforzamento della filiera tramite reti di impresa, ed è qua che arriviamo un po' al nocciolo della questione. C'è la difficoltà di fare sistema, perché lei dice giustamente, andare come è successo, io ricordo tanti anni fa che c'è stato, lo cito perché è stato eclatante, l'Italia è bloccata dai tir. Il settore poi erano artigiani, per cui inutile negarlo. L'Italia è bloccata dai tir, è stato veramente tragico, sono stati un botte di giorni in cui mancavano addirittura le merci nei magazzini e quant'altro, ma hanno ottenuto qualcosa o no? Mi sembra che abbiano ottenuto qualcosa. Qualcosa hanno ottenuto. Cioè forse azioni molto forti, come dice lei, bloccare la protezione, inventarsi qualche cosa ma di molto forte, perché tanto andare in piazza non serve a niente, oppure a meno che uno non vada in piazza con i veri e propri forconi, ma dove deve andare? Perché andare a Palazzo Ferrofini non credo che sia significativo. Cioè azioni forti di blocco, ma di far sistema, io dicevo reti di impresa, perché quel che manca forse nel nostro paese, esatto, la massa critica, cioè alla fine più che mai, voi che rappresentate partiti IVA sostanzialmente, difficilmente riuscite a fare massa critica, difficilmente lo riesce a fare persino il sindacato, per assurdo, perché raggruppa poche persone che vi aderiscono ormai, ed è quello il discorso, perché essendo tutti separati è facile colpire e divide et impera, no? È quella un po' la questione, oppure la guerra tra i poveri, è quella che fa breccia. Quindi dovreste forse lavorare su questo sistema. Ci stiamo lavorando, questo è un primo passo, ma tenga conto che l'artigiano o l'imprenditore, il lavoratore veneto è sempre stato abituato a guardare il proprio orticello. Infatti. Questo è un grosso difetto di noi veneti. Ne stiamo parlando delle conseguenze. Abbiamo visto anche noi, per esempio l'anno scorso, proprio per le stesse questioni che stiamo discutendo adesso, abbiamo fatto una manifestazione sui passanti di Mestre. In questo caso direi, visto che le aziende hanno veramente percepito il pericolo mortale per loro e per i dipendenti, c'è stata una grande partecipazione a questo evento, ma è stato un fatto abbastanza straordinario proprio in questa. D'altra parte c'è anche da dire una cosa, che l'artigiano ha il nome con sé, è uno che nella sua casa deve lavorare, non ha tempo per altre cose, delega alle associazioni anche questo compito. Però apro una piccola parentesi, nella questione che noi abbiamo messo con questa legge regionale, ci siamo trovati d'accordo già l'anno scorso, già quest'anno praticamente tutte le associazioni che rappresentano, tranne una, ma siamo il 95% dei rappresentati, quindi Confindustria che sappiamo, le grosse aziende, Confservizi, le aziende pubbliche, ANAV che è la controparte, l'altra parte dell'artigiano che deriva da Confindustria, e noi Confartigianato che siamo maggioritari. Tutti insieme ci siamo trovati a fare delle discussioni con la regione, sia con i funzionari, sia con l'assessore, sia poi con i capigruppo del Consiglio, perché abbiamo fatto le vacanze di Natale in Consiglio regionale l'anno scorso anche noi. Però nonostante che siamo stati presenti unanimemente, non siamo riusciti a convincerli che devono ripensare la questione. Quindi voglio dire, a volte non è solo questione anche di rompersi, come si dice in maniera molto terra, a volte c'è dall'altra parte qualcuno che non si sa cosa stia a fare. Ecco, il grande problema della cosiddetta democrazia, il governo della città, a volte invece di governare la città o governare
la gente, i politici forse pensano ad altre cose e questo è uno dei nostri mali, purtroppo. Assolutamente, torniamo su questi discorsi, vediamo tirare anche un po' le fila delle conclusioni. Abbiamo visto anche il messaggio che diceva tanto fare per 5.000 posti dell'Ilva, gravissima la situazione, però puoi parlare appunto di 55.000 o numeri un po' indicativi del Veneto, non si va a parlare, sono tanti di più anche a livello nazionale rispetto a una singola azienda, però l'Ilva fa nome, la Fiat fa nome. Anche noi 600-700 posti vanno a farsi benedire. Esatto, ma poco è rilevante. Torniamo su questo discorso dopo la pubblicità. Allora, ritorniamo qui e quindi vediamo un po' di analizzare. Avevo tolto la parola a lei che stava intervenendo sul discorso del collega. Sì, sul discorso che dobbiamo fare massa critica veramente, perché così non possiamo andare avanti. Vediamo un po', ma chi sono gli imprenditori, gli artigiani del settore che vengono a essere toccati da questa serie di situazioni, di provvedimenti, eccetera? Che tipo di aziende sono? Solo il settore tessile nel Veneto sono 7.000 aziende artigiane. Sono tante 7.000. Sono tante. Faccia conto che quasi il 70% sono dipendenti donne. Dunque andiamo con i laboratori? Laboratori, alta presenza femminile. Tutto il sistema Moda Veneto muove circa, tra artigiani, commercio e industria, circa 23.000 imprese. 23.000 imprese? E quasi 100.000 addetti, non sono pochi, altro che Ilva, muoviamo molto di più. Ma questo deve essere tutelato e la cosa deve partire da noi, fare massa critica e battere veramente i pugni sulla tavola. Infatti, è arrivato anche un altro messaggio, diceva salvaguardiamo il lavoro, oggi con l'IMU sono stati salvaguardati i posti di lavoro, certo che sono stati salvaguardati, quelli non sicuramente dei privati, perché qua stiamo parlando ovviamente di dipendenti pubblici, poi possiamo anche dirlo a questo proposito, sul giornale anche di oggi, se non sbaglio sul Gazzettino, si parlava di aumenti di retribuzioni previste in più a dirigenti del comune, nella fattispecie del comune di Padova, vengono accantonati 3 milioni di euro, cioè il comune mette l'aliquota massima IMU prima casa, seconda casa e pensa ad aumentare a dirigenti, sono pubblicati tutti quanti gli stipendi, fonte Gazzettino, oltre 100.000 euro, io resto sconcertata, ma di questo parleremo magari domani sera alle 21 con i nostri ospiti in studio, perché sono delle vergogne tutte nazionali, tutte italiane. Prego. No, è un capitolo questo che non vale nemmeno la pena di affrontare, perché siamo proprio nelle notizie di ieri, dell'altro giorno, che nonostante l'aumento un 2,9% in più di pressione fiscale, che significa nella realtà molto di più, perché se consideriamo che generalmente il volume d'affari della nazione, il cosiddetto PIL, eccetera, diminuisce e le entrate aumentano, significa che la tassazione non è più 2,9%, ma è almeno tripla rispetto al 2%, chiaro, per compensare i maggiori introiti. Ma la vera questione è perché abbiamo oltretutto aumentato ancora il debito pubblico, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. E dov'è che non funziona? Non certo nelle piccole imprese e nemmeno nell'evasione, che tutti continuano a sbandierare il grande problema, che è sicuramente un problema, ma non è la madre dei problemi. La madre dei problemi è uno Stato che non sa gestirsi, dove abbiamo ancora 3.800.000, non vorrei dire stupidaggini, ma qualcosa del genere di dipendenti pubblici, unico Stato, insieme con la Francia, mi pare, in tutta l'Europa. Quindi bisogna ripensare il concetto di Stato, non solo di servizi o di riduzione di servizi alla persona, abbiamo visto anche nell'ultima legge. Sì, però non risolviamo il problema, va ripensata la macchina dello Stato, e chi ha il coraggio di farla? Nessuno purtroppo, perché significa cambiare una mentalità politico-affaristica di una classe politica che ha imperversato, e nonostante si pensava che questo venticello, che non è stata una vera ondata o un vero tsunami che poteva essere la famosa Tangentopoli, si pensava che facesse un po' di pulizia, e invece abbiamo visto che siamo nella stessa situazione di allora. Non si ripensa alla macchina dello Stato, che non vuol dire tagliare servizi, vuol dire riorganizzare, dare in gestione ai privati tutti i servizi ove possibile, che significa risparmiare. Ecco, questo però vedi il trasporto? Fa paura da sotto certi profili. Solo in Italia? Ci sono arrivati nei paesi dell'ex blocco sovietico?
non ci arriviamo noi che teoricamente dovremmo essere occidentali, liberisti e quant'altro. Ecco, voi subite una concorrenza, diceva prima. Sì, noi subiamo la concorrenza, loro nei cinesi e noi abbiamo i cinesi che è lo Stato. Perché praticamente ancora adesso, nonostante la legge Luvieti, ho visto ieri sera, non tanti giorni fa, un autobus comprato con i soldi dei cittadini che dovrebbe essere dedicato al servizio pubblico locale, distratto a fare un altro servizio in mercato e quindi violando la legge e facendoci concorrenza sleale. Questo ho visto ieri sera, tanto per dire. Quindi mi sembrano cose che non sono accettabili, ecco. Invece magari è più facile parlare di 1000 altri problemi, di dire ma sì, dovete cambiare l'autobus perché comunque l'autobus deve essere sicuro, deve essere non inquinante, però cambiamo solo noi, il comune non lo cambia, cioè non ci siamo. Chiudiamo, siamo proprio in chiusura, una battuta a questo riguardo, proprio commentando anche il messaggio che era arrivato. Teniamo duro e non consideriamo l'artigiano un delinquente, ma uno che crede in quello che fa, tutela il proprio lavoro e per quanto possibile cerca di tutelare i propri dipendenti tenendo duro con le unghie. Assolutamente. Quindi cosa devono aspettarsi adesso gli artigiani? Farete qualche cosa? Per quello che ci riguarda siamo in battaglia, siamo in stato di digitazione, abbiamo fatto già comunicati stampa, preso una pagina sul Corriere e quindi tutta una serie di cose che per far capire come la pensiamo. Abbiamo già avuto incontri, però non hanno promesse anche che speriamo portino a qualcosa. Fino ad oggi non hanno sortito effetti. No, speriamo che adesso il Consiglio regionale si dedichi anche a questo provvedimento e risolva questa questione togliendo quel famigerato articolo che appunto ci impone questa eliminazione di veicoli assolutamente ingiustificati e ingiustificabili da tutti i punti di vista. Ecco, per quel che riguarda il settore moda in particolare, ci sono veramente, come diceva lei, tanti addetti ai lavori, tanti che operano, eccetera. Per i giovani ci sono prospettive? Questa è un po' una domanda che è venuta posta più volte, che è un settore che comunque ha sempre attirato anche nuove leve, eccetera. In questo momento... Diciamo che sì, il settore della moda soffre perché proprio nel complesso l'artigianato non è visto come un futuro. Ahimè, tantissimi non lo genitori... abbiamo capito, cioè il piccolo è brutto proprio. Tanti genitori invece di mandare il figlio sulla scuola professionale poi scomandarlo al liceo perdendo una massa lavorativa enorme. L'artigianato è visto come un lavoro umile, svilente, che non si guadagna, invece non è assolutamente così, anzi il futuro potrebbe essere veramente quello. Ma quindi potrebbero esserci delle prospettive nel settore per giovani? Sicuramente sì. Quindi questo potrebbe, perché so che non abbiamo parlato oggi, ma non è neanche l'argomento, il momento, eccetera. Nel settore artigiano tantissime figure sono sparite, non si trova ed è forse l'ambito dove servono maggiori lavoro perché non è più visto come un settore appetibile, mentre in realtà ci sono tantissimi settori dell'artigianato che cercano quindi la manualità e anche testa soprattutto. Quindi capacità, quindi coltivarla, scorsi di formazione, professionalizzanti, eccetera. Per voi nel vostro ambito? A dire che noi non abbiamo grandi prospettive se non si apre soprattutto il mercato, come dicevo prima, del trasporto pubblico, quindi dei servizi alla persona, che vuoi che siano pubblico di linea, che nei suoi vari aspetti. Per quanto riguarda il noleggio vediamo la contrazione dei beni voluttuari, prima cosa che ci colpisce dopo i gioielli credo che siano proprio i viaggi, di conseguenza noi che operiamo soprattutto in questo settore è chiaro che abbiamo una contrazione, vediamo che le imprese si riducono, soffrono, non c'è il credito, quindi una serie di problematiche normative sempre più stringenti anche giustamente, quindi è molto complicato, non vedo grandi prospettive allo stato attuale per le nostre aziende. No, che infatti poi una volta, pensato tanti anni fa, era un po' il rifugio di tanti che magari volevano completamente buttare via il lavoro di dipendente, eccetera, si rifugiavano in questo perché non occorreva una professionalità. Non più. Esatto, adesso assolutamente occorre non è così. Professionalità, occorre capacità e per l'azienda artigiana occorrono grandi, solide spalle perché se vai a fare degli investimenti devi avere comunque qualcosa di tuo. Altrimenti non parte. Io sono partito da zero per dire, ma erano altri tempi. Infatti. 25 anni fa penso ho lasciato un posto pubblico per intraprendere,
secondo la vecchia forma di intraprendere, cioè di mettersi in proprio, di fare qualcosa, di costruire, però adesso non sarebbe più possibile farlo. Ecco, purtroppo questa è la situazione. Allora, facendovi tanti auguri che qualcosa si addivenga, perché Grazie. cerchiamo di tutelare tutte le tipologie di posti di lavoro. Io naturalmente vi ringrazio di averci seguito e aver partecipato con i vostri messaggi. Ci vediamo come sempre domani alle 12:40 per parlare di sanità. Grazie ancora, buon proseguimento.